giorni abbiamo stato tranquillo a casa, gli è passato questa influenza che gli è capitata. E il resto, a parte Cortin che ancora non è a posto, Baldassin che è squalificato, Dionisi che sta facendo il suo lavoro di recupero, il resto siamo tutti. Anche Petkovic che ieri magari ha avuto un Questo dobbiamo valutarlo insieme, devo parlare col dottore perché ha avuto un leggero risentimento ancora. sempre al solito punto. Sì, e allora dobbiamo valutarlo, vediamo, parleremo con lui e col medico e poi si deciderà. Ma Neto è disponibile anche dall'inizio, può essere un rischio, visto che insomma ha un po' di fastidio al No, ginocchio. no, lui è a posto. Oggi ha fatto tutto, ha giocato la partitella. Quando uno mi dice sono disponibile perché è chiaro che deve essere il giocatore che mi dà Mhm. la disponibilità, perciò Neto è a posto. Quindi le due soluzioni che abbiamo visto stamattina sono, cioè voglio dire, con Finocchio Altinier magari Sì, devo valutare bene, preferirà oppure Neto sì, comunque devo valutare bene con le... 50-50. Sì, devo solo pensarci lì. I ragazzi stanno bene, insomma, è solo un problema di scelta e basta. Meno 5 partite, 7 punti da recuperare, insomma un'impresa quasi titanica e bisogna crederci e cominciare Intanto subito. bisogna cominciare a vincere domani, che è la cosa principale perché tutti danno per scontato, ma scontato nel calcio non c'è nulla. Mi insegnano molte partite che ci sono state negli anni precedenti e una recente come Bologna-Verona. Perciò se non scendi in campo con l'atteggiamento giusto, con la testa giusta, con la concentrazione giusta, rischi di fare anche brutta figura. Perciò questo deve essere, non è mai facile. Anche la Reggiana ha vinto all'80esimo, 83esimo la partita contro la Propatria, l'Alessandria idem, è andata lì, ha sofferto e ha vinto. Ho visto la partita col Giana che hanno fatto, non meritavano di perdere, solo perché uno si è incespicato sulla palla, hanno preso gol, se no la partita non la perdevano. Perciò non diamo per scontato niente, noi dobbiamo andare in campo, giocarsi la nostra partita, essere umili, determinati, con grande concentrazione, perché queste sono le partite più pericolose. Una squadra che si chiude alla Propatria. Io credo che verranno qui, giocheranno sotto la linea della palla e ripartiranno. C'è un giocatore secondo me di grande qualità che è Santana, che è molto bravo nell'uno contro uno, negli spazi è bravo, perciò dovremo stare molto attenti. Il Padova che partita deve fare allora? Partita aggressiva, cercare di giocare bene, fare una bella prestazione e cercare di giocare come ultimamente stiamo facendo in casa, a parte un po' Cuneo perché lì era anche difficile onestamente giocare la palla su un campo difficile contro una squadra molto aggressiva. Però dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo percorso ultimamente, insomma, quella del gioco, dell'aggressività, della voglia di fare gol, della voglia di vincere, questo deve essere il nostro monito da qui alla fine. Qual è stata la risposta psicologica della squadra questa settimana? Ha visto magari qualcuno che ha un po' mollato la presa, visto che comunque la classifica è quello che è, oppure ha sempre visto tutti e 25 sulla corda? No, no, ho visto giocatori che tutti hanno voglia di giocare, questo vedo che anche chi ha giocato spesso fa di tutto per recuperare, per giocare, ha voglia di giocare, di essere dentro la partita e questo è un lato molto significativo perché vuol dire che non si molla, che tutti hanno voglia di giocare, che tutti hanno voglia di dimostrarsi, di mettersi in evidenza, ma soprattutto tutti hanno voglia di crederci ancora, perché nel calcio non si sa mai, può sempre succedere di tutto, perciò andiamo avanti per la nostra strada e poi si vedrà. Anche perché poi magari alla fine c'è un ipotetico scontro diretto. Infatti noi dobbiamo intanto passare a vincere le nostre partite e dopo il resto, se gli altri saranno bravi, oh, complimenti a loro, però noi dobbiamo fare il nostro. L'ha avuto lei Santana al Chievo? No, O no, non no. era lo stesso? No. Quindi dicevamo dei convocati, Corti non c'è, Corti, Botarico c'è. Baldassini, sì, Botarico c'è, l'unico dubbio che abbiamo è di su Petkovic, che vediamo se, come cosa dice lui, Mhm. perché ha avuto questo piccolo risentimento e vediamo, insomma. Quindi nel caso viene Reynolds. Sì, vediamo adesso, sì, sì, sì.